Benvenuti alla 19ª giornata di corse del programma 2026 qua all'Ippodromo del Savio. Partiamo con la prima corsa, il premio Consorzio Fruttadoro, una corsa riservata ai gentleman e riservata a cavalli europei di 5 anni ed oltre di categoria G. Una sfida sui 1660 metri. Andiamo a leggere il campo che prevedeva 11 partenti, sono rimasti 10. In prima fila il numero 1 è Felice dei Greppi con Davide Zanetti, il 2 Fackelfin con Giovanni Ghirardini, il 3 Fatima Daghi con Ciro Perfetto, il numero 4 Ghost Gun con Antonio Vitiello, il 5 è Croupier con Giuseppe Viti, il 6 Episodio Jet con Andrea Venezia. Seconda fila non c'è quindi il numero 7, quindi Entrapment Call con l'8 e Cristiano Peponi alla guida, Eletta Pax con Michela Rossi e Delistici col 10 a chiudere con Francesca Consoli. Cavalli sono già sulla retta delle tribune, la macchina chiude le ali, è in rottura Fatima Daghi, davanti ci va Ghost Gun. Numero 3 Fatima Daghi squalificato. Difendersi dall'attacco probabilmente di Episodio Jet che è alla sua destra, c'è un po' di confusione all'ingresso della retta. Numero 4 Ghost Gun squalificato. A tutti Croupier, quindi Croupier leader sugli errori sia di Fatima Daghi che di Ghost Gun e sul fatto che Episodio Jet è rimasto vincolato in mezzo alla pista dagli errori dei concorrenti. Quindi Croupier e Giuseppe Viti sono davanti, andiamo ai primi 400 metri passati in 33,8 con un 14, mi dice qua ragguaglia dei 200 metri della retta delle scuderie. Il gruppo ora tende a ricompattarsi perché comunque tutte le rotture l'hanno un po' sgranato e si arriva di nuovo davanti alle tribune con sempre Croupier che guida. Alle sue spalle abbiamo Episodio Jet che è riuscito ad mettersi alla corda e ora arriva a destra Cruso dei Greppi. In terza ruota ci prova Entrapment Call superando la resistenza di Delistici, ma rimane una strada comunque molto in salita per uno dei cavalli più attesi che è Entrapment Call, che adesso si mette alla schiena a seguire un altro cavallo molto atteso che appunto è Cruso dei Greppi. Tutti e due sono a destra e tutti e due devono recuperare qualcosa al leader che è Croupier. Ci stiamo trasferendo dalla penultima curva all'ultima curva, retta delle scuderie, con le situazioni che rimangono abbastanza immutate, però diventa molto pressante Cruso dei Greppi, tanta pressione su Croupier che sembra non poter reggere questo urto. Dietro c'è sempre il pericolo di Entrapment Call che sta cercando di recuperare 5 distanze, squalificato. sbaglia Croupier all'improvviso e quindi rimane da solo davanti a tutti Cruso dei Greppi. Daniele Zanardi, si apre il ventaglio del gruppo, il più veloce sembra Felice dei Greppi che si deve difendere dalla risalita di Eletta Pax e arrivano in questo ordine davanti a tutti Cruso dei Greppi che nonostante un percorso assolutamente impegnativo che l'ha visto impegnato anche in terza ruota è riuscito a portare a casa questa corsa. E ora riguardiamo tutto lo slow motion, quindi la rottura di Croupier che ovviamente allarga, sgrana completamente il gruppo, quindi Daniele Zanardi difende la sua prima posizione, arriva velocissima Felice dei Greppi, arriva velocissima Eletta Pax e arrivano più o meno in questo ordine. Primo, attenzione però perché Felice dei Greppi in retta d'arrivo ha avvicinato davvero tanto il Cruso dei Greppi, quindi è sicuramente una fotografia che andrà definita e ovviamente lavoro per la giuria.